2, 1, prosegue! 1.008 persone per il brindisi più grande del mondo in una Conegliano che si è tinta di giallo. Questo è il momento clou della prima giornata della sostenibilità promossa da Coldiretti. Produttori ma anche famiglie, una ventina di sindaci e amministratori locali per ribadire l'importanza del controllo dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole nel rispetto dell'ambiente in cui tutti viviamo. Il giorno prima il comitato scientifico della Coldiretti all'Istituto Cerletti aveva presentato i dati del primo focus sul modello di sviluppo rurale ecocompatibile. Abbiamo dimostrato che viviamo in un ambiente sano, che addirittura la provincia di Treviso rispetto ad altre province del Veneto è dal punto di vista anche come aspettative di vita più alta. In piazza i prodotti tipici del territorio trevigiano e bellunese, dalla casatella all'asparago, dal miele al prosecco, che qui diventano sinonimo di sostenibilità. La provincia di Treviso dice con forza che noi agricoltori siamo un popolo sostenibile, vogliamo la sostenibilità e i nostri prodotti lo sono altrettanto. A Conegliano la parola d'ordine è continuare sulla strada intrapresa della sostenibilità, isolando chi non rispetta le regole. Allontanare quelle persone che rovinano il nostro territorio per permettere a quelle che lavorano bene di renderlo meraviglioso, perché i nostri turisti che aumentano del 9% l'anno vogliono questo. Stiamo preparando un vademecum che deve essere assolutamente rigido e deve essere seguito alla lettera, perché è giusto che ci sia un buon rapporto con i nostri vicinanti.